È stato sorpreso mentre appiccava le fiamme a sterpaglie e rifiuti. È successo ad Agrigento, dove i carabinieri hanno arrestato un 35enne che, dopo essere stato visto dai militari, ha tentato la fuga in auto. Al termine di un rocambolesco inseguimento a sirene spiegate, i carabinieri lo hanno fermato. Nelle sue tasche trovati accendini, fiammiferi e materiale infiammabile. I militari stavano effettuando proprio un servizio di prevenzione degli incendi quando una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Agrigento si è imbattuta in un uomo che aveva appena appiccato le fiamme alle sterpaglie e ai rifiuti abbandonati sul ciglio della strada statale 122 in contrada Petrusa. L'uomo MG, queste le sue iniziali, di 35 anni, agrigentino, già noto alle forze dell'ordine, alla vista dei militari ha tentato di guadagnarsi la fuga mettendosi repentinamente alla guida della propria autovettura. Ne è scaturito, come detto, un rocambolesco inseguimento a sirene spiegate che si è concluso con l'arresto. All'interno delle sue tasche i militari hanno rinvenuto 2 accendini e una confezione di fiammiferi. In auto invece c'era anche materiale infiammabile. I carabinieri, una volta ammanettato il 35enne, sono anche tornati indietro per spegnere le fiamme. L'intervento dei militari ha infatti evitato che l'incendio appena appiccato si propagasse nelle campagne circostanti, ricche di vegetazione, soprattutto nelle quali sono presenti alcune abitazioni. Arrestato con l'accusa di tentato incendio doloso, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. I carabinieri invitano i cittadini a segnalare eventuali situazioni sospette chiamando il 112.